Grazie della linea Laura, allora noi siamo sempre nello stand della Regione Veneto, più precisamente siamo in compagnia di Lino Rossi, presidente di APOVF, del presidente del Consiglio provinciale di Treviso Fulvio Pettenà, del presidente della provincia di Treviso Leonardo Muraro e dell'ingegner Domenico Dalbò, procuratore generale di APOVF e di Produttori Italiani. Allora, un saluto ce lo dà il presidente Muraro, anche questa una realtà importante, una realtà prestigiosa per la provincia di Treviso e non solo. Ma una corsa da uno stand all'altro, sicuramente per visitare tutti i nostri produttori presenti qui a Berlino. L'iniziativa è una mostra importante mondiale dove si devono affrontare le nuove sfide. Nuove sfide significa accorpamenti, avere dei quantitativi importanti per poter posizionarli a livello americano, asiatico o quant'altro, per cui globale. Credo che la sfida dei prossimi anni sia proprio su questo, puntando alla qualità, puntando all'identificazione del prodotto che non possiamo perdere. Il nostro radicchio trevisano deve rimanere il radicchio di Treviso, è prodotto solo a Treviso, dobbiamo venderlo in tutto il mondo per dare soddisfazione ai nostri produttori e questo stanno facendo appunto le mostre e coloro che sono negli stand trevisani. Allora, grazie a Leonardo Muraro, presidente della provincia di Treviso, che liberiamo perché abbiamo visto impegnatissimo anche nella gestione dell'amministrazione ordinaria. Allora, Lino Rossi, presidente di APOVF, è un momento importante questo di Berlino, di Frutta Logistica 2013. È un momento importante, come diceva prima il Presidente, no? È logico che noi siamo qui per rappresentare tutti i nostri produttori del Veneto e fanno anche sinergie insieme, mettendosi tutti assieme. Questo è il nostro obiettivo, di poter arrivare per affrontare. Qui siamo in mezzo al mondo completo, qui non abbiamo una regione o una nazione, abbiamo il mondo di fronte e dobbiamo dare un segnale. Il segnale è questo, che l'unione fa la forza, e se questo qua come si dice, è quella roba che fa funzionare bene tutto il sistema, noi cerchiamo di arrivare a questo. Qui siamo con produttori anche italiani, che dopo l'ingegnere dirà la sua, e noi siamo orgogliosi anche di aver fatto questo, perché mettendoci insieme abbiamo visto che facciamo più forza al mercato. Allora, grazie intanto a Lino Rossi, che invito a rimanere qui. Chiamo al mio fianco Fulvio Pettenà, che è un amico di Verde Nord-Est, e proverbiale la felpa del presidente del Consiglio provinciale di Treviso. Allora, è sempre soddisfazione portare in giro per il mondo il marchio di Treviso. Assolutamente sì, questa vetrina è una vetrina mondiale, quindi qui si vende anche un territorio oltre che il prodotto. Ma è importante anche esserci, perché ci sono dei momenti di confronto e dal confronto nasce sempre qualcosa di positivo, e voglio dire, mi riferisco principalmente a quello che noi trevigiani o veneti dobbiamo cercare di imparare dalle altre realtà che abbiamo anche vicine geograficamente, dicasi il Trentino Alto Adige oppure l'Emilia Romagna, dove l'unione veramente fa la forza, cioè unire con lo stesso prodotto sotto lo stesso marchio per far sì che poi il mercato si deve sfondare con i guantoni e non certo con le carezze. Allora, imparare e confrontare, direi, prima di tutto. Assolutamente sì, questa vetrina è qui apposta per cercare di capire e di carpire i segreti anche degli altri. Copiare non è un reato, quindi se questo va a buon fine, ben venga. Allora, grazie a Fulvio Pettenà, presidente del Consiglio provinciale di Treviso, che liberiamo, Domenico Dalbò, procuratore generale di APOVF e produttori italiani. Allora, qui avete presentato, sono due realtà differenti, vogliamo spiegare ai nostri amici da casa le differenze? Sì, qui oggi è la presentazione della AOP Produttori Italiani, questa nuova grande AOP nazionale di produttori che mette assieme il Friuli, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Lazio e la Lombardia. Un gruppo con 10 stabilimenti, 12 logistiche, un gruppo di produttori tra i più grandi d'Italia. Allora, Lino Rossi, presidente di APOVF, quanto importante è presentare un prodotto certificato? Il prodotto certificato è importante perché noi diamo garanzia di qualità, genuinità, trasparenza e anche un prodotto veramente coltivato con l'attenzione anche da parte delle autorità provinciali e regionali che danno dei controlli continuamente. Noi siamo orgogliosi anche di produrre
questi prodotti, perché quando ci prendiamo nel mondo non abbiamo dei prodotti che lasciano così un po' sul lato là, però è una garanzia veramente che il consumatore deve consumare tranquillamente perché dà veramente efficacia e calore. Allora, grazie Presidente. In chiusura con Domenico Dalbò, che cosa possiamo dire per il futuro? Io mi auguro che altre cooperative, altri operatori possano unirsi a noi in maniera di creare ancora più forza, che è quella la direttiva che si va verso la direttiva europea, che è quella di aggregare l'offerta, perché la domanda è già aggregata. Dobbiamo capire che i produttori devono fare uno sforzo di aggregazione, ma solo attraverso uno sforzo di aggregazione riusciranno ad avere un risultato economico per le loro aziende. Velocissimo il messaggio per i consumatori invece? Il messaggio per i consumatori è quello di ricercare sempre la qualità e la qualità dei prodotti dei propri territori. Possibilmente italiani, quindi. Possibilmente italiani. Grazie all'ingegner Domenico Dalbò, procuratore generale di APOVF, grazie anche a Lino Rossi che è presidente di APOVF. Rimanete con noi perché Verde Nord Est continua.